Ben ritrovati a Piazza Grande, telespettatori di Teleantenna, benvenuta anche alla mia ospite che avete già visto, l'affascinante Zennaro di Italia dei Valori, Zennaro che tra le altre cose, a parte una volta si lottava tanto, si diceva l'unica donna, qua praticamente è anche l'unica persona doc di Trieste per quel che riguarda la coalizione di centro-sinistra, comunque l'ambito del centro-sinistra. Benvenuta. Grazie dell'invito. Era un po' di tempo che non ci vedevamo, anzi forse è la prima volta che vieni qui. Beh sì, sicuramente è la prima volta. Allora, cominciamo a conoscere un po' la Zennaro perché ovviamente dopo le elezioni ovviamente ti si è perso un po' di vista, sei rimasta diciamo un po' a fare il tuo, sei dentro il consiglio di amministrazione dell'aeroporto, ricordiamo l'internazionale di Ronchi dei Legionari, insomma, sì. Visto che insomma siamo internazionali, abbiamo 4 ore che partono, però comunque insomma siamo sempre internazionali. E la Zennaro, ricordiamo, è candidata per la circoscrizione nord-est per le elezioni europee del 25 maggio, votata, queste primarie interne, votata anche perché un po' anche per le sue competenze, perché lei analizza, vede i problemi, vede i progetti che poi dopo vanno anche all'Unione Europea, quindi ha una competenza e con lei, anche se magari vi potrà sembrare strano, ma non parleremo di campagna elettorale delle elezioni europee, ma insieme a lei cercheremo di capire, in virtù quasi da tecnica, cerchiamo. In virtù quasi da tecnica, di farvi capire per quale motivo è importante comunque esprimere il proprio voto all'Unione Europea. Ovviamente se sono stese meglio, ma comunque per quale motivo è importante. Allora, partiamo da questo presupposto. Molte volte la gente dice, anzi molte volte si dice eleggiamo la Commissione Europea, eleggiamo il Parlamento Europeo, ma alla fin fine chi decide sono gli uffici e le nomine ben poco servono in Europa. Questo è la prima cosa che io mi sento tante volte dire, e alla Zennaro io chiedo questo. Ecco, forse dovremmo renderci conto che sicuramente le politiche italiane vengono condizionate dalle decisioni della Commissione Europea. Siamo un paese che spesso paga penali per non rispettare gli accordi dell'Unione Europea. Quindi non è indifferente chi va al Parlamento Europeo. Ecco, quindi penso ci deve essere una consapevolezza da parte dei cittadini dell'importanza che ormai ha il ruolo, insomma, della Commissione Europea anche diciamo, sulle politiche di governi facenti parte. Questo sicuramente è una cosa che non va sottovalutata. Senti, noi poi abbiamo proprio avuto i trattori poi in Piazza Unità fino proprio a qualche settimana fa, per un annoso problema che è veramente lungo, delle famose quote latte. Sì. Quello che poi dopo ci è stato anche detto è che tendenzialmente si sta cercando anche di far passare una normativa dove le infrazioni non vanno più pagate dallo Stato e quindi dai cittadini, ma dai dirigenti e dai funzionari che sbagliano, perché sennò alla fine il dirigente e il funzionario se ne frega, tanto paghiamo noi. Ecco, su questo cosa manca perché questo possa diventare realtà? Beh, quello che possiamo comunque notare in Italia, per esempio, che spesso dirigenti delle pubbliche amministrazioni non hanno presente la norma di riferimento europea. Questo poi a cascata, no? Impone delle diciamo, discrepanze nelle politiche territoriali e questo un po' che poi anche ci fa perdere quell'opportunità che l'Europa potrebbe offrire. Noi consideriamo che l'Italia versa circa il 14%. Sono secondi o terzi, tante cose per contribuzione. Sì, ecco, però siamo capaci di far ritornare indietro solo il 9%. Ecco, questo penso sia
una mal gestione dell'opportunità dell'Unione Europea, anche in ambiti ovviamente finanziari, no? Questo da chi dipende ovviamente, no? Sicuramente non dal cittadino, ma chi governa processi. Ecco, senti, si dice sempre, ogni volta c'è qualche problema, è colpa dell'Europa. Allora, siccome l'Europa è formata da tutti gli stati, e quindi poi ci sono anche magari unioni trasversali, no? Secondo un po' degli interessi. Votare oggi per le elezioni delle componenti appunto del governo europeo, cosa vuol dire per un territorio come il nostro, dove molto spesso ci dimentichiamo, ma progetti come i JECT per quel che riguarda Gorizia e Nove Gorizia, altri progetti dell'area del Golfo, progetti di Interreg, progetti transfrontalieri, ovviamente i soldi arrivano praticamente tutti dall'Europa, quindi senza rendercene conto in questo territorio forse in teoria dovrebbe essere più importante le elezioni europee che non quelle nazionali. Beh, sicuramente. Se vogliamo anche considerare un aspetto, io leggevo recentemente un'analisi, un rapporto dell'Unione Europea sull'innovatività degli Stati membri e poi analizzata per regioni. Noi siamo una regione, il Friuli Venezia Giulia, per esempio, che ha un livello di innovazione pari a quello della Gran Bretagna, quindi da un certo punto di vista interessante rispetto sicuramente al resto d'Italia. Altre cose, no, io vorrei ricordarlo, e tu puoi darmi conferma, che siamo stati gli ultimi ad avere il PIL meno in regione, perché Veneto e Lombardia, che tanto sbraitano, erano a picco ben prima di noi. Esatto, quindi anche proprio per il nostro territorio... Famosa macro regione del nord. No? Esatto, quindi siamo una regione che sicuramente ha colto opportunità, poi abbiamo il vantaggio di essere transfrontalieri e quindi da un punto di vista proprio per lo sviluppo economico diventa una grande opportunità. Non dimentichiamo che anche il progetto intermodale dell'aeroporto, che dovrebbe far diventare quindi un hub il nostro aeroporto dei Ronchi, dei Legionari, per tutta un'area insomma anche rivolta verso l'est, viene in parte finanziato con fondi europei. Senti, apro un attimo il discorso aeroporto solo per farti questa domanda e poi la chiudo. Tu sei del CDA, ovviamente sei inserita da poco, come stiamo per fare questi famosi 3 km che servono per collegare la stazione all'aeroporto di Ronchi? Ma io mi sono appena insediata, la nomina è molto recente, ho preso visione insomma, della progettualità e sicuramente siamo a buon punto. La Zennaro poi è arrivata, è bella perché la Zennaro è arrivata quando hanno tolto via tutti i gettoni presenti. Ah beh, no, in realtà... Quindi, no, diciamolo quanto prendi, perché se no, adesso questa vedi, no? Non è stata eletta, le ha dato la poltrona, no? Diciamo assolutamente, anzi... Possiamo raccontare una chicca del bar? Raccontiamo, allora innanzitutto diciamo io mi ero candidata alle regionali nell'ambito ovviamente dell'Italia dei Valori a supporto della coalizione di centrosinistra e quindi del governatore Serracchiani e quindi come premio di maggioranza per aver comunque contribuito alla vittoria del governatore ci sono stati dati degli incarichi. Ecco, uno di questi è la mia nomina del consiglio di amministrazione dell'aeroporto. Cos'è accaduto? Vabbè, una chicca, facciamo un po' di gossip. Cos'è accaduto la sera in cui tu hai offerto da bere? Perché io mi ricorderò una frase ben chiara. Quando ho offerto da bere per la nomina? Sì. Aspetta, non so, perché ci sono stati vari complimenti, anche perché devo dire il bello. A un certo punto, me lo ricordo io, ecco. A un certo punto gli hanno detto guarda che se vai avanti così sono più i soldi che stai spendendo proprio. Sì, questo è vero. Mi hanno detto che, insomma, per farla breve, fino all'anno scorso un consigliere di amministrazione prendeva 10.800 euro, insomma, l'anno lordi, invece dallo scorso aprile vi è soltanto un gettone di presenza di 260 euro
euro lordi, di cui comunque una parte va data al partito essendo una carica politica, e in più devo anche pagarvi un'assicurazione per la responsabilità civile e penale. Per una pizza ti resta, dai. Forse, insomma, quindi ho pagato, insomma, tutti i colleghi del partito, e in effetti hanno detto che mi sono già bruciata, insomma, tutta la prima annualità. Insomma. Allora, torniamo a parlare di Europa. Io ricordo molti anni fa, perché ovviamente man mano che dopo l'Europa poi si è allargata un po', i soldi, le destinazioni anche cambiano, no? Sì, Adesso sì. più che progetti Italia-Slovenia ormai abbiamo più progetti Italia-Croazia in realtà. Sì, beh, questa Quindi è sono la anche nuova ultimi, frontiera, no, che abbiamo. Ecco, io mi ricordo tantissimi anni fa certi comuni, certe zone d'Italia addirittura, certe zone d'Italia addirittura c'erano i comuni e le amministrazioni che proprio creavano uffici ad hoc tipo l'obiettivo 1, obiettivo 2. Trieste e la regione Friuli-Venezia Giulia su questo sono stati sempre carenti in maniera spaventosa, nonostante un ufficio a Bruxelles voluto all'epoca salvare i Caroili, ben poco poi quell'ufficio fece. Sì, diciamo che forse questo territorio non ha ancora realizzato una lobby, diciamo, in ambito europeo, quindi questo da un certo punto di vista per tutti i progetti che arrivano poi anche dal nostro sistema della ricerca può essere, diciamo, una penalità. Ecco, questo però consideriamo anche che chi appunto mandiamo a Strasburgo, quali europarlamentari mandiamo, perché se non conoscono necessariamente un territorio difficilmente lo valorizzeranno, difficilmente diventeranno un punto di contatto con quelle politiche in quegli ambiti in cui decisioni ovviamente vengono prese. Ecco, questa è un'opportunità per il nostro territorio non indifferente, soprattutto perché siamo una regione a vocazione sicuramente diciamo, per una politica economica basata sull'innovazione, basata sulla valorizzazione della conoscenza, dove una leva importante deriva sicuramente da progetti europei, essendoci anche una minor disponibilità di soldi governativi o anche regionali stessi. Quindi il fatto che in linea di massima nei partiti, ovviamente noi, la circoscrizione nord-est comprende Friuli-Venezia Giulia, Veneto, Emilia-Romagna e Trentino-Alto Adige, non sarebbe forse stato più utile ridisegnare le circoscrizioni e magari creare una circoscrizione veramente transfrontaliera Italia, Slovenia e Croazia col Trentino e la Carinzia, quindi magari non so come ambito la macroregione, perché onestamente i problemi dell'Emilia Romagna e del Veneto sicuramente fanno squadra, ma già il Trentino Alto Adige ed il Friuli Venezia Giulia forse hanno più facilità a far squadra loro due con la Slovenia, Croazia e la Carinzia, no? che non con appunto Emilia Romagna e Veneto, che hanno altri tipi di idee e altri tipi di interesse. Ecco, su questo quanto possiamo essere penalizzati? Perché poi alla fine i voti del Trentino Alto Adige e del Friuli Venezia Giulia effettivamente contano poco. Ma sicuramente diciamo, le politiche devono stare attenti, insomma, poi noi abbiamo come territorio una competizione forte, per esempio per quanto riguarda anche defiscalizzazione, sia per quanto riguarda Austria e Slovenia. E quindi l'intento comunque sarebbe quello di eliminare problemi di concorrenza fiscale all'interno degli Stati membri. Teoria sigarette e benzina avevo già costato. Ecco, per cui c'è un problema all'origine, che ci stiamo facendo concorrenza tra Stati membri, quindi non si sta attuando realmente una politica economica dell'Unione Europea. Sicuramente dopo il 25 maggio bisognerà ridefinire... Il 25 è il 26 che c'è il mio compleanno. Ok, quindi festeggeremo sicuramente. E sicuramente ridisegnare l'Europa, un'Europa più competitiva e più forte in un mercato globale, perché in realtà ci stiamo facendo concorrenza tra Stati membri e perdendo le opportunità poi di sviluppo e di confronto con mercati globali. Non sottovalutiamo, per esempio tu citavi il discorso dei fondi strutturali, è pazzesco
che stiamo magari usando fondi strutturali per paesi diciamo dell'allargamento, no? Magari in fasi più critiche economiche, e così favorendo una delocalizzazione di nostre imprese, pensiamo magari alla Polonia piuttosto che... E questo non ci rafforza come paese membro. Senti, vabbè, io adesso magari faccio un po' un ragionamento, forse un po' d'azzardo, però la protesta nei vari paesi, nei vari stati, nelle varie zone, se in Italia o in Spagna o nella stessa Ungheria si chiama chi secessione, chi tornare indietro come Stato integrale, chi come spaccatura, dall'altro lato invece a Trieste si chiama Territorio Libero di Trieste e TLT. Però alla base di tutto questo, vuoi che sia Catalogna, che sia TLT, che sia Serenissima Repubblica, che sia Ungheria, c'è il fatto che comunque politiche come l'austerity, politiche di forse anche in un certo qual modo schiavizzare la gente comune, impoverendola, è stata fatta da parte della politica che si è troppo intrecciata col sistema bancario e finanziario nazionale e in questo caso internazionale. Come la vedi in giro? Cioè, in realtà sono scuse quelle di voler dire facciamo gli indipendentisti nelle varie zone, facciamo le secessioni nelle varie zone, facciamo il territorio libero qui, sono scuse quando invece in realtà il problema non sono neanche i politici che magari vanno in Europa, ma sono i grandi poteri forti. Infine, vediamo che Varzila o Electrolux, lì la politica c'entra ben poco. Ma diciamo che la situazione diciamo del disagio del cittadino, no? Che dice io non vedo tutto questo vantaggio dall'ingresso in Europa, deriva più da problemi di mancato governo, di sviluppo economico per esempio, di mancate riforme strutturali del nostro Stato. Quindi noi poi in realtà firmiamo degli accordi che ci legano all'Unione Europea che poi ovviamente i governanti sanno benissimo che noi non riusciremo a rispettare. Ecco, mentre altri Paesi membri hanno utilizzato situazioni insomma, di crisi che hanno coinvolto insomma, tutti i Paesi dell'Europa per attuare realmente riforme strutturali, in Italia questo non è avvenuto. Per quanto riguarda banche, sicuramente quello che secondo l'Italia dei Valori si deve fare è il fatto che non è possibile che la BEI, la Banca Europea per gli investimenti, dia soldi alle nostre banche con tassi del 0,25 e poi invece le nostre banche chiedano tassi vicino all'usura. Quindi secondo noi va messo un tetto che non può avere le banche nostre italiane a quel punto non possono mettere dei tassi per esempio superiori al 4%. Ecco, però vedi, tante altre cose, la gente si lamenta sempre la fiscalità per esempio. Non è che invece l'euro è stato quello strumento che ha fatto vedere quello che in realtà prima o poi sarebbe comunque venuto anche quello quella sì, ecco, da un certo punto di vista anche chi in questo momento sta un po' sfruttando l'onda del malcontento comunque non sembra presentare delle proposte interessanti, per esempio anche dicendo usciamo dall'euro, no? A fronte di una proposta di questo genere ci vuole una controproposta. E ecco, stiamo attenti che insomma, comunque l'euro ci ha salvato da situazioni insomma, che potevano essere molto simili a situazioni di grave crisi dello Stato italiano, come per esempio è avvenuto per esempio in Argentina anni fa. Secondo te i nuovi rappresentanti del governo, i nuovi rappresentanti che verranno eletti per quel che riguarda appunto la governance europea, saranno in grado di rinegoziare quel patto assurdo di riduzione del debito italiano che
voglio dire. Allora, quello che insomma, proprio da cittadino, io sto seguendo ovviamente ovviamente i giornali in ambito nazionale sulla ricerca dei candidati VIP. Ecco, a me da cittadino un po' impressiona che l'importante per costruire una lista di candidati al Parlamento europeo siano persone che magari vengono da mondi lontani, da chi si occupa di politiche economiche, da chi si occupa di attuare poi sviluppo economico, attuare diciamo, le leggi diciamo, che l'Unione Europea ci impone. Ecco, questo da un certo punto di vista da cittadino mi lascia abbastanza perplessa, no? Penso che paghiamo un po' in Italia quel concetto di non meritocrazia, di non mettere le persone giuste al posto giusto, ci vuole anche competenza sì, però, per fare certi mestieri. Come la mettiamo però con i grillini? Beh, i grillini, se avete seguito, loro comunque la prima cosa che dissero nel momento in cui pensarono alle elezioni insomma, europee, cerchiamo persone competenti, forse un po' dopo l'esperienza nazionale hanno iniziato a riflettere su come insomma, possa essere importante la competenza. Ecco, considerate che nell'ambito del nostro partito i candidati sono stati scelti mediante una votazione online dove erano disponibili i nostri curricula, per cui il cittadino ha scelto insomma, in base anche al curriculum che veniva presentato. Senti, visto che almeno di questo possiamo dirlo, visto che la par condicio nei referendum interni non ci sono, sei stata la più votata nella circoscrizione nord-est, cioè della più piccola provincia. Sì. Beh, questo... dopo Gorizia, la più piccola provincia dell'area nord-est. Beh, questo sicuramente... Hai pagato? No. Hai fatto voto di scambio? No, questo ha sorpreso sinceramente anche me, insomma, consideravo di poter avere un risultato interessante in ambito regionale, anche perché comunque sono segretario regionale organizzativo del partito, quindi insomma ho una certa anche visibilità, però riuscire a vincere su tutti i candidati delle 4 regioni, questo no, un po' penso siano rimasti sorpresi anche. Tu sulla scheda quindi sei prima? Ma questo noi stiamo ancora aspettando, c'è una discussione interna molto, molto insomma, accesa. No, penso insomma ci sono varie riflessioni, al momento non abbiamo comunque sei evidenza. donna, per cui dovrebbe aiutarti, no? Beh sì, insomma con le varie leggi. Insomma, se fosse a Battellino sono donna, scelgo donna. Ma ma anch'io partecipai, sì? mi candidai alle provinciali nel 2006 con Scelgo Donna. La mia prima discesa in campo non fu Silvia Berlusconi, no, beh, quello no, però fu nel 2006 alle provinciali con la Battellino con Scelgo Donna. Sicuramente la parte insomma, di rappresentanza femminile è un problema insomma, che abbiamo visto, insomma, sentito, è anche importante, sicuramente per le donne è difficile conciliare, insomma già è difficile conciliare famiglia e lavoro, conciliare famiglia, lavoro e politica è sicuramente un grosso impegno, quindi insomma capisco anche perché non siamo tantissime che poi riescono, pur magari volendo, insomma anche un maggiore impegno, però è realmente difficile. Dalla Serracchiani alla Zennaro. Beh, due look completamente diversi. In comune sono che sono basse tutte e due. No, in comune abbiamo anche qualcos'altro, che siamo tutte e due scorpioni nati a novembre, quindi insomma per chi si intende di astrologia penso che possa dir molto. Senti, che ti ha detto la Serracchiani? Beh, sinceramente, proprio personalmente non ci siamo mai incontrate, ci siamo scritte, insomma c'è una certa corrispondenza, non ci siamo ancora viste da dopo
le amministrative, però insomma siamo molto in linea e stiamo portando avanti insomma cose insomma sulla stessa lunghezza d'onda, ma insomma quanto prima, essendo anche lei insomma responsabile per le infrastrutture del PD, insomma sicuramente ci sarà un incontro a breve per capire insomma lo sviluppo che è strettamente connesso, se vogliamo, del nostro aeroporto con tutto lo sviluppo turistico ed economico di questo territorio. Chi ha capito tutto è Corazza, che si gode la liquidazione, era in giro a Los Angeles, di qua, di là. Lui insomma ha fatto... Guarda che è stato un bravo consigliere regionale. No, Corazza. Sicuramente, poi molto giovane. Non più balle magari, ma... molto giovane, per cui noi ne siamo molto molto fieri di averlo avuto insomma nel Consiglio regionale, e molto coerente poi con i nostri valori. Momentaneamente insomma vabbè, ricordiamoci che Corazza è stato praticamente l'unico per il momento di quelli che contavano essere usciti puliti dalla Mani Pulite locale, no? Sì, noi non abbiamo avuto assolutamente alcun problema, Corazza assolutamente nessun problema, e lui ha mantenuto insomma fede a quello, insomma ha rinunciato, no, all'indennità, e quindi pur essendo insomma una persona giovane e sicuramente lo vedremo in campo nuovamente. Insomma. Senti, tornando a parlare di Europa, uno di quei nodi che necessariamente passano per l'Europa, non certamente per la regione Friuli-Venezia Giulia, non certamente per l'area nord-est, e credo tutto sommato neanche, non più certamente per gli accordi bilaterali, quelli potrebbero essere appunto Italia, Slovenia e Croazia, sono i collegamenti ferroviari. Cioè qui serve, ma è assurdo, cioè, certa gente dice, è assurdo che parliamo di treni ad alta velocità che non abbiamo neanche i treni normali. Beh sì, questo... Cioè noi abbiamo un collegamento Trieste-Capodistria a Porto Rose, no, che magari ti manda anche in Croazia velocemente, quindi sotto a fare alta velocità se non abbiamo neanche ai binari le basi. Beh, questo, cioè le infrastrutture, cioè pensate anche al discorso proprio della competitività via mare, uno se lo gioca tutto sulle infrastrutture a terra, per cui penso sia un grande impegno, una grande sfida diciamo, per i rappresentanti del centro-sinistra in questo momento, insomma, penso al nostro governatore e per chi si occupa su questo territorio di infrastrutture di potenziare necessariamente i vari aspetti insomma, di logistica. Non siamo competitivi assolutamente. Senti, state prendendo qualche contatto con i candidati della Slovenia e della Croazia per magari appunto mettere assieme qualche strategia, d'accordo? Perché sai, io penso che quando andiamo a parlare di Europa e di elezioni, sì, d'accordo, è quello che vogliamo, però se non presentiamo anche i rapporti tra i vicini e i rapporti con Trieste e Capodistria, non certamente Venezia, per la pace e l'anima di qualcuno che conosciamo. No, sicuramente. Diciamo che in questo momento siamo impegnati nella presentazione, insomma il 15 aprile abbiamo la presentazione delle liste e si stanno già definendo le prime strategie e questo sarà sicuramente una riflessione che paesi confinanti e regioni confinanti debbono necessariamente già mettere le basi per una futura collaborazione proficua. Ormai le competizioni sono appunto tra territori, fare sistema, fare macro regioni sicuramente sono opportunità. Senti, visto che da Viana abbiamo gli americani, allora anche mettiamo i russi. Cosa facciamo? A metà strada? Una delle cose comunque che l'aeroporto guadagnerebbe. No, comunque l'aeroporto di Ronchi in un momento proprio così, mentre l'aeroporto di Treviso si stava un attimo ridefinendo, era riuscito a prendersi insomma il traffico sulla Russia e il traffico sulla Russia poi è rimasto. Quindi non è una battuta a caso, è sicuramente anche una valutazione di un mercato. Ecco. Senti, un'ultima domanda che ti faccio, che siamo in chiusura. Secondo te per quale motivo la gente deve un po' informarsi e capire perché deve comunque andare a votare per le elezioni europee? Perché se no va a finire che mandiamo là 4 gatti, si incassano i bei soldi e festa finita, soprattutto per noi.
Perché anche se il problema più importante per il cittadino italiano è lo sviluppo economico e i posti di lavoro, ormai questa è un'argomentazione, è una sfida che noi dobbiamo affrontare in ambito europeo, in un contesto europeo, perché i mercati comunque sono globali. Non lo vinciamo come Stato Italia, ma lo possiamo vincere queste sfide in un ambito di un'Unione Europea più forte, con politiche economiche adeguate. Quindi diciamo che il problema sta lì, essere pronti a cogliere tutte le opportunità e non essere assolutamente più un paese di serie B. Ecco, questo noi abbiamo giocato, insomma, sinceramente non un ruolo che ci sarebbe stato consono, insomma. Ecco. Senti, la domanda fatta a una candidata fa così dire, ma pensi che riusciremo a mandare una volta tanto dei politici decenti? Beh, questo dipende dai cittadini, ecco, forse il cittadino dovrebbe rendersi conto che ha una grandissima responsabilità. I candidati si possono mettere a disposizione e sono a disposizione dei cittadini. È il cittadino che sceglie e sceglie anche la qualità delle politiche che verranno attuate in base alle persone che manderà. Guarda, io posso dire, eravamo in campagna elettorale, addirittura insomma, era disponibile anche della parrucchiera, per cui su questo ti ricordi? Sì, sì, assolutamente. Per colpa mia è andata a far segreteria. Allora, senti, grazie della chiacchierata, abbiamo cercato un pochino di parlare un po', capire un attimo quello che era, ovviamente i temi sono ampi, lunghissimi, anche difficile capire un po', far capire alla gente cosa conti o cosa non conta l'Europa. Abbiamo capito che comunque alla fin fine non puoi lamentarti se perlomeno non vai a votare, almeno puoi lamentarti e dire ho sbagliato a votare, così come dall'altro lato abbiamo capito che comunque ormai ci sono tantissime scelte che è inevitabile non passano più attraverso l'Italia, ma devi negoziarle come Italia, anche se poi dopo, vi apro le parentesi, nelle frequenze televisive nostre alla fin fine è Lubiana che decide anche per Roma, perché insomma Roma è veramente una cosa sconvolgente per quel che riguarda i ministeri. Dopo sparì, ma pensa che venne pubblicata una nota in cui praticamente Lubiana diceva che l'affidabilità dei ministeri italiani è un qualcosa di allucinante e stupefacente. Beh, insomma, questo ripone il problema che, insomma, pensiamo che nell'ambito dello sviluppo economico abbiamo bisogno di affidabilità per attrarre investimenti stranieri, quindi insomma anche questo, diciamo, avere una buona rappresentanza in un contesto internazionale fa la differenza. Io non so se Tondo si candiderà o meno, però ricordo sempre che ogni volta che Tondo diceva sta tranquilla, non c'è problema, cioè dopo da stimare sto già casino. Grazie, alla prossima. Grazie a voi.